Domani mattina le nostre telecamere porteranno ancora una volta nelle vostre case, in diretta, la celebrazione dalle ore 10 della Santa Messa di Pasqua nel solenne pontificale del mattino, dalla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, presieduto dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Una Pasqua di Risurrezione che come segno particolare porta quest'anno in dono anche l'attesa per la visita di Papa Francesco, prima a Venezia e poi nelle altre terre del nord-est, Verona e Trieste. Che Pasqua è per lei, per Venezia, anche penso all'arrivo del Santo Padre tra pochi giorni. È una Pasqua come le altre perché celebriamo tutti gli anni la gioia della risurrezione. È una Pasqua diversa da tutte le altre perché attendiamo con gioia la venuta del successore di Pietro. Nella Basilica di San Marco domani è facile attendersi tra i turisti fedeli da varie parti del mondo, per questo alcune preghiere saranno recitate in più lingue. Ma una Pasqua che non può prescindere dal desiderio di pace e dal delicato momento internazionale che stiamo vivendo, come lo stesso Patriarca ha ricordato qualche giorno fa all'infiorato nel piazzale ferroviario di Santa Lucia. Bisogna pensare la pace quando si è ancora in pace. E Venezia è questo simbolo tra Oriente e Occidente. Le sue chiese, i suoi edifici, la sua storia parlano di questa capacità di unire l'Oriente all'Occidente. Unde origo inde salus. L'origine è un sì di una donna. Appuntamento dunque su Antenna 3 con tutti voi domani mattina dalle ore 10 dalla Basilica Cattedrale di San Marco.